Inviteremo soprattutto gli imprenditori, che sono anche i sostituti d'imposta, a non versare più le tasse allo Stato italiano, in maniera comunque legale, cioè seguendo le leggi che oggi lo Stato italiano prevede. Un po' come la proposta del sindaco di Vigonovo. Sono proposte che noi abbiamo lanciato già da qualche tempo, già in occasione del 21 marzo in piazza Treviso abbiamo già lanciato questa idea, è stato il nostro presidente Gianluca Busato. Spieghiamola meglio. Sì, guardi, molto semplicemente noi diciamo alle persone di fare le dichiarazioni di redditi, cioè dichiarare tutto, perché altrimenti si diventa evasori, e noi non stiamo chiamando all'evasione fiscale, noi stiamo chiamando alla disobbedienza fiscale. All'interno della legislazione italiana è possibile dichiarare, ma aspettare, attendere a versare i soldi dovuti. Per quanto tempo? Si può arrivare addirittura a passare i 2 anni. Anche se però ci sono delle maggiorazioni. Certo, ma noi siamo sicuri che ben prima di questo l'Italia ci avrà gioco forza mollato. Questa è la vostra convinzione? Siamo assolutamente convinti di questo. Gandhi ha vinto contro l'impero britannico in questo modo.